La Commissione europea negli ultimi anni sta incentivando la creazione di reti in cui le regioni, gli stati, le aziende private e le aziende pubbliche possono incontrarsi per scambiare opinioni al fine di raggiungere una linea comune verso l'innovazione. La partecipazione a reti ha un duplice vantaggio: da un lato permette di raccogliere delle esperienze che possono essere replicate in Veneto e dall'altra permette di influenzare i futuri finanziatori. Arsenal partecipa attivamente a 2 reti. La prima rete ha come obiettivo quella di affrontare la sfida dell'invecchiamento sano e attivo, in particolare è focalizzato sulle cure primarie. La seconda rete invece ha dei confini più ampi e più tecnologici, in quanto ha l'obiettivo di incrementare l'interoperabilità tra l'Europa e gli Stati Uniti, utilizzando degli standard universalmente riconosciuti che garantiscono lo scambio di dati clinici.